Ma adesso il mio compito è quello di presentarvi il progetto. Che ne abbiamo parlato comunque in varie forme, ma è giunto il momento, insomma, di conoscere un po' meglio quello che, insomma, come abbiamo lavorato in questi 4 anni. È stato già detto, noi abbiamo presentato questo progetto insieme ai partner con l'obiettivo di capire come si poteva lavorare insieme sul tema della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici in un territorio omogeneo, piuttosto vasto ma omogeneo. E quindi appunto ci siamo confrontati e abbiamo scritto insieme questo progetto proprio con questa ottica. E l'idea era quello di affrontare quello che è il tema e i problemi determinati dai cambiamenti climatici nel nostro territorio, quindi sviluppare una capacità di risposta agli eventi climatici estremi e soprattutto affrontare appunto il tema del rischio idrogeologico e le ondate e le isole di calore nel nostro territorio. Obiettivi generali erano quelli appunto di creare una base di conoscenze comuni, quella di sviluppare una strategia integrata di area vasta. Il nostro intento è anche quello di da ora in avanti di confrontarci a livello regionale per fare in modo che quanto abbiamo elaborato finora possa diventare utile a tutti i comuni a livello regionale, ovviamente anche a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale. L'altro aspetto fondamentale è stato quello di sviluppare un sistema di governance multilivello, sia orizzontale che verticale, e questo è un aspetto che spesso viene tralasciato, in realtà è fondamentale per una reale pianificazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Ovviamente supportare i comuni e i territori che hanno aderito al progetto nella transizione dal PAES al PAESC. Non è un percorso semplice che richiede molto impegno e ovviamente obiettivo finale, che è quello che stiamo facendo anche con la conferenza di oggi, ma che appunto faremo, come dicevo poco fa, soprattutto utilizzando le linee guida, è quella di promuovere e facilitare l'utilizzo della metodologia, quella che abbiamo chiamato metodologia Veneto Adapt. Come abbiamo lavorato? Siamo partiti dalla mappatura degli stakeholder coinvolti a livello locale sui temi della mitigazione e dell'adattamento. Può sembrare un'azione poco utile, in realtà è fondamentale in quanto ci ha permesso di riuscire a conoscere meglio quanto è presente in ogni territorio. L'altro aspetto appunto è quello di analizzare gli impatti di cambiamenti climatici e definire le vulnerabilità dei territori, ovviamente la redazione dei piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima, e la definizione del sistema di monitoraggio che, come abbiamo sentito, è fondamentale, la redazione delle linee guida. L'altro aspetto importante è stata la realizzazione di nuove infrastrutture verdi attraverso i progetti pilota che ogni città ha realizzato e ovviamente infine, come dicevamo già, il metodo Veneto Adapt. L'aspetto, come abbiamo lavorato per dare forma alla strategia condivisa. E come dicevo prima, è partita dall'analisi dello stato di fatto, e cioè il verificare quali sono gli strumenti di pianificazione e i soggetti attivi nel territorio. Questo perché avevamo necessità appunto di conoscere
e di capire poi di conseguenza come lavorare. L'aspetto importante è stato quello dell'indagine sulla capacità adattativa locale. E come l'abbiamo fatto? Attraverso un questionario. Questo questionario doveva permetterci di analizzare la consapevolezza dei temi dell'adattamento climatico all'interno dell'ente, capire anche qual era l'approccio alle decisioni rispetto a questi temi e almeno adottate finora. Capire anche qual era la conoscenza dell'impatto degli eventi passati, quindi sia quanti e quali erano stati gli eventi, ma soprattutto quella di capire anche l'impatto stesso degli eventi. Vi posso garantire che non tutti sono in grado di dare tutti questi elementi. Ovviamente l'altro aspetto è stato la misurazione del rischio e altri aspetti non meno importanti, la formazione dei cittadini. Sicuramente i comuni hanno un ruolo importante nella pianificazione, ma anche il coinvolgimento dei cittadini e di tutti gli altri stakeholder del territorio è fondamentale e l'abbiamo visto poi nella fase partecipativa dei PAESC, che è stato fondamentale. E altro aspetto fondamentale, la collaborazione con gli enti limitrofi da un lato, ma con gli altri enti che hanno dei ruoli importanti nel territorio è altrettanto importante. Come dicevo prima, l'analisi della governance attraverso la mappatura degli stakeholder attivi localmente nella gestione dei rischi climatici. Sappiamo che ci sono un sacco di competenze frastagliate e suddivise tra soggetti ed enti diversi. Magari in relazione tra loro, ma non è chiaro al 100% fino a dove arriva il compito dell'uno e dell'altro e come questi interagiscono. Spesso non interagiscono e quindi quello che noi abbiamo voluto fare, se non magari quando succede qualche evento catastrofico, ma noi che volevamo capire in realtà come cercare anche di limitare quantomeno gli effetti catastrofici, era fondamentale riuscire a capire le interazioni e anche come promuovere le interazioni. E ovviamente l'analisi degli strumenti di pianificazione che erano necessari per riuscire realmente a programmare e a capire quali fossero le strategie future per l'introduzione poi di quelle che noi dovevamo individuare come misure di adattamento. Abbiamo lavorato andando a suddividere e ad avere diversi tavoli di interesse, quindi non sto ovviamente ad elencare tutto perché tutti i soggetti che siamo andati a contattare, ognuno nei propri territori, li abbiamo catalogati per macro temi e quindi abbiamo ovviamente lavorato con gli enti regionali, con le università, i centri di ricerca, li abbiamo definiti i cosiddetti saperi esperti. Con invece i livelli comunali e sovracomunali abbiamo lavorato rispetto all'ordinamento e alla pianificazione. Abbiamo interagito con i diversi corpi ed enti operativi, quindi dai vigili del fuoco alla protezione civile e gli altri soggetti che lavorano operativamente e direttamente nel territorio. Ovviamente anche abbiamo cercato di individuare i diversi ruoli dei decisori politici
non meno importante, i portatori di interesse, quindi i diversi livelli organizzativi presenti nel territorio, e anche abbiamo voluto andare a individuare quelli che sono i saperi locali non organizzati, quindi sia gli abitanti di alcune aree, piuttosto che gruppi di sensibilizzazione e promozione ambientale, piuttosto che anche singoli persone, ma esperti del territorio. Questa è una delle mappe che abbiamo elaborato, e questa è la governance relativa al tema dell'acqua di Padova. Come vedete c'è un'interazione molto importante di soggetti diversi, ovviamente queste mappe sono a disposizione poi nel sito di Veneto Adapt. E l'altro aspetto che già vi dicevo era quello dell'analisi dei piani vigenti. Questo è un altro aspetto estremamente importante che ci ha coinvolto in un'attività di emersione nel primo periodo di realizzazione del progetto. Come potete vedere, abbiamo analizzato tutti i piani approvati e presenti in ogni città, quindi dalla pianificazione quindi la parte più urbanistica, fino al piano urbano della mobilità sostenibile, i piani dell'illuminazione pubblica, i piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima, piuttosto che gli altri piani che riguardano più la gestione del territorio, dalla protezione civile all'assetto idrogeologico, piuttosto che altri piani che ogni città magari specifici ha. Abbiamo voluto valutarli in funzione di strategie di intervento, tipologie di intervento e l'effetto atteso. L'aspetto estremamente interessante che è emerso da questa analisi è che abbiamo potuto identificare 630 misure di adattamento già in fase di implementazione tra tutti i vari partner, che abbiamo definito adattamento inconscio, in quanto nessuno dei partner aveva già un piano di adattamento, ma stava già mettendo in atto azioni di adattamento, e quindi le abbiamo fatte emergere, sono state capitalizzate e inserite all'interno dei nostri PAESC. Abbiamo poi proseguito con l'inventario delle vulnerabilità e rischi, e in particolare le analisi sono state realizzate con strumenti GIS e attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie che ci hanno permesso di riuscire ad avere delle mappe per ogni città partner e ogni territorio, perché ovviamente parlo di città, ma c'è anche la città metropolitana di Venezia, che quindi comprende moltissimi comuni, e quindi abbiamo potuto appunto avere la valutazione del rischio idraulico e definire la vulnerabilità del territorio alle ondate di calore e la definizione delle isole di calore del territorio. Questo, conoscendo quindi bene quella che è la mappa del rischio dei nostri territori, abbiamo potuto capire quali sono le aree più sensibili e andare a calare nelle aree più sensibili una serie di misure puntuali di adattamento. L'altro lavoro estremamente importante che abbiamo portato avanti è stato quello di definire una metodologia comune per la redazione del PAESC. E quindi abbiamo lavorato ad un template del PAESC, siamo andati a definire una scheda tipo per la raccolta delle azioni di mitigazione e adattamento, una scheda unica ma che potesse comprendere
sia le azioni di mitigazione, sia le azioni di adattamento, e così abbiamo potuto anche mettere in evidenza quelle che sono le azioni che agiscono sia sulla mitigazione che sull'adattamento. L'altro aspetto da mettere in evidenza è l'identificazione di azioni qualificanti comune a tutte le città pilota del Veneto e di adattamento. Le abbiamo chiamato le 7 azioni chiave di adattamento, che secondo noi ogni piano di adattamento deve avere per poter incidere realmente nel territorio. E ovviamente un altro aspetto importante è l'attuazione di percorsi partecipati per il coinvolgimento attivo degli stakeholder nel processo di redazione del piano e per l'individuazione di misure coordinate da attivare in collaborazione pubblico-privata attraverso la redazione di patti di collaborazione. Questa è la scheda tipo, ovviamente è sia presente nelle linee guida ma a disposizione di chiunque ne abbia bisogno, che ha, come dicevo, sia una parte descrittiva, sia una parte che definisce se è un'azione di mitigazione o adattamento o che influisce in ambedue, sia riguardo i tempi di realizzazione dell'azione. Nei PASC abbiamo sia azioni concluse che azioni in corso che azioni future, e l'altro aspetto quello della individuazione di indicatori per il monitoraggio dell'azione stessa. Queste invece sono le 7 azioni qualificanti per un piano di adattamento. E, come dicevo prima, riteniamo siano fondamentali e che vadano inserite in tutti i piani di adattamento. Il primo, l'aggiornamento del regolamento edilizio e del piano degli interventi, che devono incrementare gli interventi di adattamento nelle strutture edilizie e negli spazi pubblici, quindi strutture edilizie pubbliche e private. Ovviamente il tema della riduzione del rischio idraulico attraverso la redazione piani o regolamenti per la riduzione e pianificazione di opere idrauliche. La revisione del piano comunale di protezione civile, che deve contenere i rischi climatici e quindi le relative misure di emergenza. La forestazione urbana, sappiamo che è un tema diciamo anche di moda in questo periodo, ma è fondamentale incrementare la copertura verde e arborea per riuscire a mitigare le isole di calore urbano e per promuovere il drenaggio delle precipitazioni, perché è fondamentale utilizzare questi strumenti da inserire nei progetti pubblici innanzitutto, che dovranno rivedere le modalità operative classiche di come finora si sono costruite le strade e le piazze, e dall'altra anche attraverso sempre il regolamento edilizio quello di andare a fare in modo che anche le azioni sui privati assumano questa modalità operativa. L'istituzione dell'ufficio resilienza, abbiamo visto l'esperienza di Milano, che è stata la prima in Italia, città che ha introdotto questo ufficio. Si tratta di una nuova modalità organizzativa per coordinare l'attuazione e il monitoraggio del PAESC e di tutte le attività legate alla rigenerazione urbana e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Ovviamente ne abbiamo già parlato in vari modi, il monitoraggio dei dati climatici è fondamentale e quindi è un'azione che va introdotta, e la settima azione che abbiamo definita anche volendo eventuale, ma sappiamo che ha un'azione fondamentale, il raffrescamento delle aree a parcheggio quantomeno superiore ai 1000 metri quadri. Dicevo prima che l'aspetto dei percorsi partecipati è stato fondamentale. Ognuna delle città che ha redatto il PAESC, le città pilota del progetto, ha realizzato un percorso partecipato, ognuno ha usato
una propria metodologia legata alla propria esperienza pregressa. Ovviamente ci ha impegnato in un periodo difficile, perché più o meno tutti abbiamo dovuto riadattare il nostro metodo, in quanto il periodo è stato quello del lockdown, ma possiamo dire che nonostante le difficoltà e i tempi un po' più lunghi che abbiamo avuto degli ottimi risultati. E gli stakeholder hanno partecipato attivamente, si sono anche assunti dei compiti e insieme abbiamo potuto da un lato far conoscere i nostri piani, dall'altro quello di condividerli in modo da riuscire poi a poterli gestire realmente nel territorio nel momento in cui appunto diventano operativi. Per la redazione dei PAESC abbiamo seguito ovviamente quanto dettato dal patto dei sindaci, quindi l'inventario dei consumi energetici negli usi finali delle emissioni, l'analisi delle vulnerabilità, il percorso partecipato e successivamente la redazione appunto del piano e la sua approvazione in consiglio comunale. Complessivamente questi sono i risultati del progetto. Abbiamo potuto arrivare alla redazione di molti piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima. In totale sono 32. Potete vedere anche quali sono gli obiettivi dei diversi piani di riduzione delle emissioni climalteranti e che sono estremamente importanti. Tutti i piani hanno sia azioni di mitigazione che azioni di adattamento. E l'aspetto del monitoraggio, che appunto abbiamo capito che è estremamente importante, abbiamo individuato 3 diverse tipologie di indicatori. Degli indicatori di risultato e degli indicatori di impatto per ognuna delle azioni che sono state inserite nel PAESC, e Padova e Vicenza hanno anche sperimentato degli indicatori socio-economici. Padova per tutto il PAESC e Vicenza invece sull'azione pilota che hanno realizzato. Questa è stata una sperimentazione che ci ha permesso di capire anche e di riuscire anche a comunicare meglio il PAESC, perché sappiamo che le azioni poi vanno realizzate, vanno trovati anche i finanziamenti in alcuni casi per realizzarli, ma capire anche qual è l'impatto sociale e quindi legato al tema della salute, della qualità della vita nel territorio, ma anche qual è la quantità di lavoro che attraverso la realizzazione del PAESC si riesce a determinare nel territorio, ed economico, quindi che si genera nel territorio, è estremamente importante. Si tratta di una sperimentazione, ma che appunto a breve, a conclusione del progetto, sarà messa a disposizione di chiunque voglia poi effettuare un percorso simile al nostro. Questi sono gli indicatori che alla fine sono stati individuati per Padova. Padova ha un PAESC che è realizzato in 6 aree diverse. Per ogni area abbiamo individuato degli indicatori. Non riusciremo a popolarli tutti in una fase di definizione di progetto, ma ovviamente ci impegniamo a gestirli nella fase di realizzazione invece del PAESC. E infine le linee guida. Le linee guida sono un documento, diciamo, conclusivo di progetto, ma che rilancia per un suo utilizzo futuro, speriamo, da parte di altre città.
riporta un po' tutto il percorso del progetto, dando indicazioni di come poter replicare il nostro percorso, la nostra esperienza. Quindi dall'analisi degli impatti dei cambiamenti climatici all'elaborazione di proposte di azione per l'adattamento. Sono 114 pagine che serviranno proprio a guidare passo passo gli enti locali nella loro pianificazione della mitigazione e l'adattamento, considerando tutti i settori e i rischi principali. Sono 4 capitoli, qui vedete i titoli dei vari capitoli e veramente crediamo sia uno strumento che condensa la nostra esperienza, ma che speriamo veramente venga utilizzato da altri. Arriviamo alle azioni pilota. Ogni città ha realizzato un'azione pilota. A Padova si è trattato di un intervento in uno dei parchi, nel parco agricolo della città, il parco del Basso Isonzo, con interventi di Nature Based Solutions, quindi gestione del verde, gestione delle acque. A Treviso si è trattato della sistemazione idraulica del canale delle convertite dello scolo del Fuin. A Vicenza della sistemazione idraulica e rinaturalizzazione del canale Culdeola. L'Unione dei Comuni del Medio Brenta ha realizzato azioni di rinaturalizzazione e rigenerazione urbana nei 3 comuni che fanno parte dell'Unione ognuno appunto ha realizzato delle azioni sia di infrastrutture verdi che infrastrutture blu, andando ad affrontare un problema puntuale e andando a trovare le giuste soluzioni. Inoltre la Unione dei Comuni del Medio Brenta ha anche implementato un sistema informativo territoriale con l'adeguamento alla pianificazione vigente in tema di protezione civile e piano delle acque. E la città metropolitana di Venezia invece ha realizzato l'Atlante WebGIS delle infrastrutture blu e verdi e messo a disposizione di tutti i comuni che fanno parte della città metropolitana di Venezia, e in modo che possano lavorare proprio a dei PAESC. Infatti dicevo che i PAESC non sono stati 6, cioè quelli delle città pilota del progetto, ma sono stati 32. E alcuni sono, sto dando i numeri ad oggi, sappiamo che altri lo stanno, cioè non hanno ancora approvato i PAESC, ma arriveranno a breve ad approvarli. E quindi insomma sono stati altri 26 i comuni che la città metropolitana di Venezia finora è riuscita a guidare verso la redazione del proprio PAESC. Altre azioni che saranno pronte per la fine del progetto, una è quella di Padova, che ha realizzato la mappatura delle azioni del PAESC. Le azioni sono georiferite, sono consultabili attraverso WebGIS e filtrabili in funzione della tipologia e dell'effetto atteso. E questo è uno strumento che sarà messo a disposizione e che riteniamo sia anche di comunicazione per la città. La città di Vicenza ha redatto delle linee guida per la gestione del rischio idraulico, un altro strumento che può essere facilmente utilizzato e adattato al proprio territorio. Infine le azioni di replicabilità e trasferibilità erano un impegno che avevamo preso in fase di redazione del progetto, e quindi abbiamo realizzato delle attività di twinning, quindi scambio con 8 città europee ed 8 città italiane. Ognuno dei partner è stato gemellato a una città italiana e una città europea.
E sappiamo che alcune sono collegate online, ma abbiamo anche delle altre città presenti che ringrazio. Purtroppo non tutte hanno potuto partecipare a causa Covid. Sono stati degli scambi interessanti. Il progetto prevedeva che proprio ci fosse uno scambio reale, fisico, e quindi una visita comune, ma purtroppo questo non è stato possibile, ma siamo riusciti comunque a realizzare 18 incontri online che hanno visto 115 partecipanti, quindi anche lo scambio è stato comunque interessante. L'altro aspetto importante è quello della replicazione, e quindi i materiali prodotti nel corso del progetto sono stati messi a disposizione di altre città italiane che hanno quindi potuto seguirci in questo percorso e decidere di usare i nostri strumenti. Abbiamo appunto, come già detto prima, avuto degli scambi con altri progetti europei, molti LIFE, alcuni Horizon 2020, degli Interreg, sempre sui temi della mitigazione e dell'adattamento. Doveva essere anche questo un incontro in presenza, sono diventati 3 incontri online. Anche qui gli scambi sono stati estremamente interessanti, anche il numero di partecipanti è stato sempre molto alto. Ed oggi siamo arrivati qui alla presentazione appunto del nostro percorso, ma vorremmo adesso proseguire. Abbiamo degli altri interventi che di altri amici con cui ci siamo confrontati e con cui abbiamo avuto scambi durante il nostro percorso.